Amici sportivi all'ascolto, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal Palla di Sfida Mario Borgia di Barletta, dove siamo per trasmettervi la gara tra Futsal Salinis e Lazio, valida per la prima giornata di ritorno del massimo campionato di calcio 5 femminile. Lo scambio fra Jessica Manieri e Tati che verticalizza a cercare di trovare Siclari che salta netto al suo avversario. Seguiamo intanto lo spunto di Jessica Manieri, palla che attraversa tutta l'area di rigore con Real Stat che intanto vediamo la conclusione a rispondere per rimanere incollata alla formazione ionica, ma attenzione qui alla conclusione. Batte Manieri, palla verso Martin che controlla, finta il tiro, la respinta verso Siclari, nuova respinta ancora a Bea Martin. Manieri scambia con Rozzo che riesce a mantenere in campo un difficile pallone, supera un avversario, ne supera una seconda, poi tenta la conclusione con palla sull'esterno della rete. Jessica Manieri, Maite lascia sul posto Beita, la sua conclusione da Rozzo che guadagna metri, passa fra due avversari e poi Maite, la sua conclusione si perde. Si propone Maite, la sua conclusione di prima intenzione. Tati ha spazio per avanzare, la sua sterzata, palla al centro per Jessica Manieri che lascia a Rozzo, poi sul tap-in arriva l'1-0 di Tati. Attenzione poi a Tanigna, lo scambio con Martin, Manieri, Tati, la palla verso Rozzo, poi da due passi la spinge in rete Bea Martin per il 2-0. Bea Martin recupera intanto questo pallone, verticalizza su Maite, la conclusione a giro. Qui Siclari lotta con Beita che ha la meglio, ma il rimpallo favorisce ancora Jessica Manieri. Il suo sinistro centrale bloccato da Castagnaro. Il rilancio lungo con le mani in direzione di Tanigna. Ha il passo lungo, l'accompagna verso il fondo Maite, poi chiama lo schema per le compagne, poi serve Maite. Gran conclusione a volo e grandissima risposta. Maite con la punta, palla respinta, poi Coppari che pensa un attimo al tiro, poi serve Tati, la sua conclusione sorprende nettamente Castagnaro ed è il 3-0 per la Futsal Salinis. Di casa e Tati che si accinge a battere questo corner, la palla deviata per un attimo da Siclari diventa un'occasione per una ripartenza laziale con Pereira. Attenzione a Tanigna, l'uscita tempestiva di Gabi Tardelli, può ripartire la Lazio con Tanigna, se ne va sulla destra Tanigna, tenta la conclusione personale neutralizzata fra tecnico-tattica, ma attenzione a questa ripartenza di Tanigna che si intestardisce nella giocata individuale, poi consente una ripartenza 2 contro 2 alla Futsal Salinis, arriva Siclari ed è il 4-0 con la doppietta anche di Bea Martin. Futsal Salinis 4, Lazio 0. E a far ripartire la Futsal Salinis, ancora la ripartenza 3 contro 2, Pamela Presto mette questo pallone a rimorchio dove non arriva Manieri, ci arriva Rozzo, da Tati ancora Rozzo, la sua conclusione. Tanigna alza questo pallone, Gabi Tardelli abbranca il pallone, calcia subito verso la porta ma non inquadra lo specchio. Vanessa, ancora Tanigna che pensa al tiro, la sua conclusione sibila Tanigna, poi Beita finta il tiro, serve Grieco e da pochi passi l'inserimento di Vanessa, non inquadra lo specchio della porta. Il rilancio lunghissimo con le mani da Tanigna nuovamente a Grieco, palla che viene intercettata, poi Jessica Manieri con l'esterno, palla che gira un po' troppo e sfila Grieco, viene chiamata in causa Agnello che regala il pallone a Gabi Tardelli che con un po' troppa fretta calcia verso la porta. Tati fa proseguire Coppari in anticipo secco di Vanessa Pereira, la sua conclusione la respinta di Gabi Tardelli, Agnello la battuta del corner, i suoi compagni non prendono posizione con sollecitudine, Lazio che in questo momento appare demotivata, tanto Bea Martin verso la porta incustodita e realizza il 5-0 e la tripletta personale Bea Martin.
La lunga parabola del numero 44 che ha messo in porta il pallone del 5-0. Lazio che a dispetto del... Attenzione ora questa palla per Tati. Attenzione ora a Grieco, la sua conclusione. Saldamente ormai in pugno la Futsal Salinis. Pallone intanto recuperato dalla Lazio, prova a discendersi in superiorità numerica. Beita verso Tanigna, la sua conclusione. In qualche modo il 5-0 di Bea Martin, qui la porta ancora incustodita. Maite ci prova anche in questo caso a porta vuota. E Alessia Valendino che non ha il tempo di calciare a rete perché la partita finisce qui e finisce per 5-0 in favore della Futsal Salinis. Mister Marzio Bicacoelho, dopo una lunga sosta la preoccupazione è sempre quella che poi la squadra possa aver perso il ritmo. La risposta del campo è che questa squadra è ancora e sempre inarrestabile. Sì, era una preoccupazione di tutti, però penso che questo tempo di una piccola vacanza delle ragazze ha fatto bene per la squadra. Una prima volta di campionato è stata dura, è stato pareggio con l'estate, il loro primo posto per il confronto diretto. E penso che questo giorno a casa ha fatto bene per la squadra, aveva una preoccupazione giusta, però già le ragazze hanno dato una risposta buonissima e amichevole che abbiamo fatto mercoledì a Bisceglie. Abbiamo fatto 10 giorni buonissimi di allenamento, io un po' di preoccupazione però con una fiducia grande che oggi era possibile fare una partita buona, come abbiamo fatto fronte a una squadra forte come la Lazio. Probabilmente la chiave decisiva di lettura in questa partita è stata aver mantenuto i nervi saldi nel momento in cui qualche decisione arbitrale poteva creare qualche scompenso. Sempre non mi piace tanto parlare degli arbitri, io già là fronte a Monte Silvano loro sono fare andare fuori, io non avevo fatto nessuna cosa, non avevo fatto niente. Penso che si può sbagliare, loro sono umani, puoi sbagliare. Non penso che c'è voglia di fare scelta per un lato o l'altro. Sono umani, puoi sbagliare. Una volta puoi sbagliare a nostro favore e un'altra a loro. Però penso che se facciamo bene la nostra parte, la partita non rimane in mano di arbitro. Penso che oggi abbiamo fatto bene la nostra parte e l'arbitro sono state secondo piano. Il calendario però non permette soste perché mercoledì c'è già il quarto di finale in casa con il kick-off, poi 2 trasferte consecutive di campionato. Sì, kick-off è sempre un avversario difficilissimo, durissimo. Abbiamo trovato 2 volte, una che non mi piace ricordare, però è buono perché lì si impara. E dopo abbiamo fatto in campionato una buona partita frente alla squadra di loro. Penso che questa è una gara secca dove solo uno può andare avanti. Abbiamo 2 giorni per vedere qualcuno con un infortunio che ha bisogno qualcosa della parte medica e per aiuti tattico, per studiare un po', perché la testa stava qua all'Asio. Adesso 2 giorni e la mattina di mercoledì che facciamo qualcosa per aggiustare i dettagli per la partita. Aspettiamo cercare di fare il nostro meglio e poter andare avanti in questa Coppa della Divisione.